non è in coerenza con quella che è la gravità della situazione. Non riusciamo a esplicitare questa crisi che c'è. La sopprimiamo, la soffochiamo, ma questa continua a mangiare. Non ci vuole tanto coraggio nel fare quello che stiamo facendo, ci vuole libertà e forse una testardaggine, un rifiuto di accettare le incoerenze del mondo, no? Però è molto difficile restare connesse a questa realtà quando tutto attorno il mondo invece continua ad andare avanti come se nulla fosse. Io non voglio chiedere alle persone di abbandonare la loro vita, assolutamente, perché è bruttissimo. Però vorrei anche che queste persone si rendessero conto che la mia voce rimane una. Io posso urlare tutto il tempo a squarciagola, ma è comunque più forte quando urlano 5 voci insieme rispetto a una. Per assurdo, nel momento in cui provo più rabbia è quando le persone mi sostengono. Nel momento in cui tu mi dici brava e magari pensi anche di essere dalla parte del giusto, tu stai mettendo tra noi una distanza che forse è più grande rispetto a chi non mi capisce proprio, perché tu mi stai capendo e comunque mi stai lasciando sola.